Siamo a Follina con Luca De Conto, presidente del comitato che ha organizzato, poi ce lo spiegherai meglio tu, che ha organizzato questo mercatino di Natale. Com'è andata? Intanto è la 16ª volta che il comitato festeggiamenti Farò la Bella e Pereguarda organizza il mercatino, è la 18ª edizione del mercatino di Natale, è andata bene. Siamo tornati finalmente all'antico, siamo andati in via Palle di fronte all'abbazia e questo per i turisti è un'attrazione che tutti vogliono. Ecco, turisticamente parlando, ne abbiamo parlato anche con il sindaco che ha fatto un discorso un pochino anche un po' polemico sui cittadini di Follina che si sono lamentati per il blocco di alcune strade, però insomma questo era, però turisticamente parlando, centrato l'obiettivo. Turisticamente parlando sì, anche stamattina c'erano 4 corriere qua a Follina a vedere il mercatino, e c'erano da Bologna, da Verona, quindi la gente viene volentieri a Follina per visitare il paese. Certamente si creano dei disagi, come ha detto il sindaco, per 4 giorni si può portare pazienza. Abbiamo fatto anche, come ha detto il sindaco, un'altra via per andare a Miane, che non abbiamo messo il mercatino, che è via della Vittoria, quindi ci sono 2 vie per andare a Miane e alternative, e da Miane andare verso Vittorio. Io so che tu, finita come tutti i capi organizzatori, finita un'edizione stai già pensando all'altra. Sì, il prossimo anno è l'ultimo che noi abbiamo in gestione, perché tutti sanno che il mercatino è del comune di Follina, che ho già in gestione una Proloco, un'associazione che non può anche essere al di fuori di Follina, quindi noi abbiamo l'ultimo anno, pensiamo già al prossimo, però cercheremo sempre di rimanere di queste dimensioni, non di espandersi in maniera enorme. Avevamo potuto avere 140 espositori, ci siamo fermati a 70, che è il nostro numero giusto. Finiamo con un altro numero. Presidente, da quanti anni? Da 24 anni. Complimenti. Grazie. E adesso, come potete vedere dallo splendido cappello, siamo con Benedetto Nardi, capogruppo degli Alpini di Follina. Dopo 2 anni appunto di fermo siamo ripartiti appunto abbastanza discretamente e adesso speriamo di continuare ancora con queste manifestazioni, le quali ci danno un risultato abbastanza soddisfacente, la quale parte del ricavato andrà in beneficenza a alcuni enti che hanno bisogno. Ecco, su questo volevamo porre l'attenzione, date in beneficenza il ricavato. E quella maggior parte del ricavato va in beneficenza, tranne le nostre spese appunto che abbiamo da tirar fuori e appunto le diamo in beneficenza. Ecco, volevo ringraziare innanzitutto i miei collaboratori, perché senza di loro naturalmente non si può fare niente, e ringrazio il comitato che ci ha dato la possibilità di fare questa manifestazione e spero di poter proseguire ancora con gli anni avanti, di poter fare ancora queste manifestazioni, quali ci danno un buon risultato e anche una soddisfazione oltretutto. Appuntamento al prossimo anno allora. Speriamo di sì, sempre che tutto vada bene e che la salute ci assista, perché è quello che conta purtroppo nella vita.